Ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Superala. Siamo qui oggi con un nuovo video. Quest'oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, Napoli-Barcellona, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Con me, come sempre, in questa avventura, Mario, lo Spellinos, la mia delfina curiosa. Ciao Mario. Curioso, lui è curioso. Prima di partire, però, lasciate tantissimi mi piace a questo episodio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto lasciate tanti commenti qui sotto con il vostro pronostico. Napoli-Barcellona quanto finirà? Chi ci indovina verrà postato nelle mie storie Instagram. Andiamo a leggere i nuovi pegni. La ruota della sfortuna. Rispetto ai precedenti episodi si sono aggiunti due nuovi pegni. Andiamoli subito a vedere. Abbiamo combo, quindi una terza persona presente in sala si presenterà alle nostre spalle e deciderà una combo di colpi a sorpresa. Secondo pegno, fatti un autogol, questo è un ritorno. Io direi di andare dentro con l'episodio. Allora, andiamo a fare i fasi a gironi. La semifinale non te la faccio giocare perché sei scaramantico, lo so. Quindi io vado in Espana. Ah, Pablito. Perché sei tu Pablito? Ma comunque è fortissimo Barcellona, però sta a posto. Eccola qua, io ce l'ho. Io metto la maglia bianca. Siamo pronti? Andiamo in campo. Napoli contro Barcellona. Ovviamente che vinca Il peggiore. vai Napoli. Dai. No, guarda, sciatta proprio in meni. Messi. Forza ragazzi. Madonna che scarzone lo zaino. Signore. Calcio. Subito. Di rigore. E ammonizione per Brahim. Rachmani. Ah, così. Sì! Subito in rete. E il Barça. Vamos Barça, vamos. Era pure in dubbio. Si riparte con il terrore. Napoli che è entrato in campo molto cattivo. Godo. 1, Godo. 2, 3, 4, Cioè, guarda 5. questo. 6, 7, 8, 9. Maron che giocatore Griezmann. Sapevi che è entrato un pochettino, sto subito benissimo. per il 2-0. Vamos Ah, boys. due Dopo ti do un gol. po' di paella. La preferisci di pesce o di carne? A me merda. Seconda paella per te. Vamos. Cerca la bicicletta Griezmann. Oh. Maron Griezmann. Signori, metti a sedere tutti. Tira a giro. Maron che giocatore. Maron che gol. Ragazzi, non sarà così nella realtà. O almeno spero. Napoli. Via da qua. No, voglio mettere De un Jong. po' fuori. De No, Pai. non mi applico, non De Jong. farò mai niente. Osimhen. Questo è buono, 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 questo è buono. No, bozzi si... Che sei buona. Era buona. È buonissima. Ragazzi, mi serve ancora per un pegno a sfavore. Ecco. De Pai. Mi stai segnalando. Stavi, hai detto bene. Griezmann. Aspetta, a me merda. Aspetta, mi fermo. Si parte? Madonna come si brutta. Così sembra ancora più curiosa. Lo zaino. Lo zaino, non farmi sorridere. Vuoi farla sorriderla? Con te stesso. Adesso il terrore, ora non riderei più. Guarda viene fermato. Sì! 1, Vabbè, ma questo mo' imparato Due. c'è una mano. 3, Subito. 4, Dai, che si gode. 6, Dembélé. 7, 8, Dembélé, la giocata. 9, Dembélé. 10. Vamos Barca. Episodi prima, tutto a te. Tutta a te. La lancia in avanti. Agüero, eccoci qua. Son destro. Maronna. De Pai. No. No, vuoi battere tu? No. Che bello. 10, 9, 8, No, vai però chi stai in fama? Oh, premi. Chi stai in fama proprio, chi sta? Quattro, Ci ha tre. parlato gol, 2 gol. 2. Cambio padama. Si prospetta una manita con l'allungo Si tipo imbarcato. di Lorenzo. Via di qua. Osimhen, ancora per lo zaino. Lo zaino tenta... No. Vabbè, si fa pure faccia i cazzo fa. Vabbè. Stiamo perdendo 7-1, stiamo perdendo, ma faccia i cazzo. Vabbè, meritato. Il 7 è 1.
Marino proprio chiostare perché sennò. E intanto chi capiterà questa volta? Strano, io. Sì, deve essere. Perché non ho beccato ancora niente. Che può essere pensato? Ah, schiappa la buona, è chiappata! Merda! Mi raccomando, pad in mano, io sono il tuo coach. Ripartiamo, siamo solo 7-2. Eccolo qua. Bravissimo. Madonna che giocatore, madonna che acquisti che ci ha fatto. Osimhen. Calcio champagne, calcio champagne. Ragazzi, io quasi quasi mi metto qui, faccio giocare il sostituto al mio posto. Me la godo, non devo dire nemmeno niente. Sostituto, la ringrazio. No, sbaglio clamoroso. Fabian. Madonna che portiere, che fenomeno, che fenomeno. Lo Zaino torna indietro da Zielinski dentro la giocata. Zielinski. Noi ci difendiamo e partiamo con il contropiede. Coutinho. Questa è una gran giocata. Ah, fa mucca! Questa è una gran giocata. Ci sono con la bocca aperta, Figlio gol! Prendi nel gol! 3-7, dai! Ragazzi, giocano ancora. Batto in merda, non devi dire. E vai, va. Amico, proprio tragica, amico. Ragazzi, sto caffè in bollicino, ma schiuma. Vediamo, però non ci fu scemo, Ragazzi, non vedo. No. No. Aspetta, perché sto a venire da Rupega? 4, 5, 6, 9, 10. Maronna all'arco. Altri 3. Maronna all'arco. Puoi riprendere posto. Non vedo niente, non vedo niente. Ma no. No, ragazzi, sto andando lo giuro. Ma poi sto respirando con sto coso in la mano che ti ha avuto a buone e dura, se vuoi ci vuoi giuro. Non sto a buone. Eccola qua, la signora Pio de Gusto. Dottor Coutinho, la mette al tamburo giusto. Vuoi farla starnutirla? Vuoi farla piangerla? No, dimmi troppo. Questa l'ho sentita anch'io. Sono chiappato di tutto. Vai, si continua con il terrore. E intanto Agüero. Tutto solo Agüero. No, Agüero. Schiuma buco. Ragazzi, ritorniamo in campo. Dopo. No, guarda, sto giocando in una condizione pietosa. Ragazzi, io sto piangendo, non so te. C'ho le lacrime. Intanto la signora non si ferma, ha capito che noi stiamo soffrendo e gli piace. Insigne sul... Ancora lui, Insigne. 1. Madonna mia, ragazzi. Ma ci salvate proprio a bocca. Il Barça ha deciso di fare il Barça in questa partita. O i pegni hanno fatto. Madonna mia! Il Barça, ragazzi. E intanto finisce questa mega sfida tra Barcellona e Napoli con un netto risultato di 8-3. Differenza che fa male, fa molto male. Mi dispiace per il mio povero Allan che ci è rimasto anche lui. Ho rimesso le penne. Io ci ho rimesso tutto questa volta, ragazzi. Anche questo episodio è giunto al termine. Io ho il naso praticamente otturato, pieno zeppo di schiuma. Ragazzi, io non so più che dire, sinceramente. Abbiamo beccato di tutto. Ci siamo però divertiti tantissimo. Sì. Spero che vi siete divertiti anche voi. Speriamo che nella realtà non finisca così per il Napoli. Forza Napoli, forza le squadre italiane. Detto questo, Wagyu, al prossimo episodio. Ciao Wagyu!